La mostra del Premio Nazionale di Pittura Grafica e Acquarello a Cordignano arriva alla sua 32esima edizione. 3 sono le sezioni, come appunto ho detto prima. La più importante come numero di partecipanti quest'anno è la sezione della pittura. Più di 100 opere da tutta Italia, arrivano anche dall'India addirittura, e un appuntamento importante per la Pro Loco di Cordignano, che arriva sempre ad aprirsi al pubblico nella prima parte del mese di novembre, a cavallo di Prealpi Festa, Sapori, Arte e Tradizioni, che arriva invece la seconda settimana, sempre con la collaborazione e il ringrazio dell'amministrazione comunale e delle altre associazioni del comune che mettono a disposizione questa sala espositiva del centro polifunzionale qui a Cordignano, in via Garibaldi. Siamo davanti al primo premio di quest'anno, Marco Camporese, con questa opera importante premiata dalla giuria dei 3 critici che ringrazio per essere venuti anche quest'anno a Cordignano, una giuria sempre nuova, sempre diversa, ma sempre scelta tra personaggi di un certo spessore professionale, che riescono ogni anno a darci una bella soddisfazione per la scelta che riescono ad esprimere tra le tante opere in concorso. Quest'anno abbiamo la personale di Flavio Delcin, che è quasi un nostro compaesano qui di Gaiarine, che è il vincitore della 31esima edizione l'anno scorso, nel 2020, e ha allestito davvero una bella mostra personale. Riusciamo ad avere la sua personale. Quest'anno abbiamo una sala in più anche per Walter Zaramella, vincitore dell'anno 2019, che anche lui ha voluto onorarci con la sua presenza con una bella personale. Un ringraziamento speciale da parte dell'amministrazione comunale per questa mostra va sicuramente alla Pro Loco e al presidente, nella figura di Paolo Poletto. Un'eccellenza per il territorio di Cordignano, che promuove e valorizza il nostro paese. 141 opere oggi esposte qui sono sicuramente una promozione e una valorizzazione di quello che è Cordignano. In un comune come il nostro poter ospitare una raccolta così numerosa di opere, di artisti locali e non, è veramente molto importante, quindi un ringraziamento di cuore a tutti i volontari che si sono adoperati per allestire e preparare questa mostra, oltre che agli artisti che ancora una volta si impegnano nell'arte e nell'arrivare anche a Cordignano per promuoversi e promuovere il nostro territorio. Per me è un motivo di grande soddisfazione. Tra l'altro sono molto, come dire, legato a Cordignano, perché proprio qui ho esposto per la prima volta, ho partecipato per la prima volta a un concorso nel 2014, facendo un secondo premio, tra l'altro, quindi con grande soddisfazione. Vincere il primo l'anno scorso, a maggior ragione, mi ha dato soddisfazione, e oltretutto ho incontrato un ambiente che ormai è diventato familiare, nel quale ho trovato anche delle persone di grande cordialità. Esporre qui credo sia comunque una vetrina importante. Allora, Flavio Delcin, appunto, che l'anno scorso ha vinto il premio nazionale qui a Cordignano, è un artista che possiamo definire un iperrealista, quindi una pittura molto improntata sulla realtà. Noi attraverso le sue opere possiamo proprio leggere quella che noi storici dell'arte chiamiamo la pittura di genere, quindi un racconto della nostra quotidianità proprio declinato nel tempo che stiamo vivendo. Quindi ognuno di noi in realtà attraverso queste opere può ritrovare se stesso, può rievocare le proprie emozioni e può magari riuscire anche a riflettere su questo tempo nostro presente, questo nostro 2021 anche abbastanza complesso che stiamo vivendo.